dialogo oltreoceano, opportunità, problema o cosa? Ma indubbiamente la giornata di oggi è importantissima anche in chiave futura per capire quali possono essere le dinamiche che coinvolgeranno il nostro settore da qua al prossimo decennio. E non vogliamo farci trovare impreparati e occorre fare chiarezza su aspetti che molto spesso vengono tralasciati. Ecco, sono tante le offensive per il vostro settore. Oggi parlate dell'offensiva sudamericana, del Nord Africa, dell'Ucraina. Denota questo una debolezza da parte degli europei in particolare? Mi allargo un pochino al di là della dimensione regionale. Ha centrato pienamente, ecco, qual è il cuore della questione. Indubbiamente siamo continuamente insidiati da sicuramente i mercati che non ci premiano, ecco, i costi di produzione sempre oscillanti che non ci permettono di avere stabilità, ecco. E se aggiungiamo a questo una scarsa visione, diciamo, di quello che l'Europa dà al settore, è una combinazione molto negativa che ha delle connotazioni, dei riflessi altresì negativi, ecco, perché se non abbiamo programmazione, abbiamo sicurezze, viene meno quello che è i progetti per il rilancio del nostro settore e non possiamo permetterci in un momento di difficoltà come quello odierno di poter, ecco, sottovalutare altri accordi e trattati commerciali internazionali che potrebbero penalizzare ulteriormente il nostro comparto. Ecco, le faccio una domanda quasi personale. Lei rappresenta i giovani agricoltori. Come va l'incontro tra diciamo, i senatori e voi giovani? Riuscite a trovare un accordo, un comune denominatore, oppure trovate effettivamente delle difficoltà ataviche? Ma allora, dal mio punto di vista non si può generalizzare, perché spesso sono le persone nei diversi ruoli che rendono più o meno agevole certi tipi di relazioni e certi tipi anche di dinamiche e di momenti anche. Ad esempio la giornata di oggi senza il supporto di una federazione regionale senior sarebbe stato molto difficile, quindi sono le persone che molto spesso occupano certi posti di rappresentazione o anche dirigenziali che fanno la differenza. Ecco, noi come giovani le posso garantire che negli ultimi anni abbiamo dato un impulso importante nella proposta, nella promozione di certe attività che vengono recepite, a mio modo di vedere, in maniera esaustiva, ecco, da una sezione regionale veneta, quindi da Feder Veneta, in maniera anche molto, molto importante, con dei ritorni come la giornata di oggi che ne sono la dimostrazione, ecco, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Ecco. Moderatamente soddisfatto? No, soddisfatto.